Dicevo, questo governo ha un'opportunità, è quella di trattare, di aprire subito il tavolo delle trattative e di arrivare quantomeno alla firma dell'intesa. È il passaggio fondamentale di legge per dire da qui non si torna più indietro. Ovvio che qualcuno si è agitato perché abbiamo chiesto i 9 decimi delle tasse, mi sembra il minimo, no? 2.400.000 cittadini che vanno al voto, non è che posso dirti che ti porterò ancora tasse, meglio che ti avvisi subito che te le chiedo indietro 9 decimi delle tasse. Abbiamo bisogno della trattativa della forza del popolo, della forza pacifica del popolo. Penso che questo popolo ha dimostrato, i veneti hanno dimostrato di non essere più colonia dell'impero, periferia estrema di questi territori nazionali, di non essere più i mezzadri di Roma, di, come dico io, di non aver più l'anello al naso. Oggi siamo più rispettati, oggi hanno capito che quando ci mettiamo a fare le cose sul serio le facciamo. Ci serve ancora questa forza, è la forza che comunque avete saputo esprimere durante questa campagna. Dico anche, io vi ringrazio per gli applausi, per come riconoscete l'attività, come riconoscete l'attività mia e della Regione, però se non ci foste stati voi qui questa sera non saremmo qui a celebrare un bel nulla. Quindi grazie di cuore, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, ai militanti, ai sostenitori, ai liberi cittadini, a tutti coloro che hanno creduto in questo sogno che oggi prende realtà. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Che dire, nulla da aggiungere.